Il Fondo di solidarietà europeo è uno degli strumenti che funzionano piuttosto bene nell'Unione e ha reso disponibili 277 milioni di euro per i danni causati dal maltempo alla fine del 2018 nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. La gran parte dei fondi però sarà indirizzata al Veneto per le devastazioni subite dalla tempesta Vaia, in particolare nel Bellunese e sull'altopiano d'Asiago. I meccanismi solidali nel caso di catastrofe appaiono quindi molto veloci a livello europeo, come sottolinea anche l'eurodeputato Paolo De Castro, che mette l'accento sul fatto che non si sia neppure dovuto attendere un anno dagli eventi. Tecnicamente, in base alle regole in vigore, l'Italia ha ottenuto praticamente il massimo di quanto potesse ottenere, anche se i danni per Vaia probabilmente sono ancora superiori e stimabili in cifre attorno al miliardo di euro. Visto che i fondi sono in arrivo, importante che a questo punto non sia la burocrazia italiana a rallentare il processo di distribuzione e di messa in opera dei risarcimenti e dei progetti a questi collegati. L'ambito di applicazione riguarda infatti i danni subiti dal patrimonio forestale, ma anche dalle infrastrutture viabilistiche, dagli edifici rurali e in particolare alla rete distributiva dell'energia che subì duri colpi dalla tempesta.